Rinnovati i locali del guardaroba cittadino a Chiavari, il servizio gestito dalla Caritas riaprirà a fine mese a lavori volontari che hanno iniziato la sistemazione degli indumenti. Per la festa di San Francesco, Monsignor Tanasini ha celebrato la messa nella chiesa dei Frati Cappuccini a Chiavari. Per imparare da lui, ha detto il Vescovo, apriamo il cuore al bene e al fratello. L'Abbazia di Borzone, fulcro religioso, culturale ed economico della Val d'Aveto, il progetto europeo Smart Destination mette al centro l'edificio sacro in un'ottica di promozione turistica. Le pigotte dell'Unicef realizzate dagli ospiti della casa di riposo Torriglia di Chiavari, questa mattina festa con gli alunni di una classe dell'Istituto Maria Luigia. Sestri Levante è pronta ad ospitare la quinta edizione dell'Andersen Run, 2 giornate dedicate ai podisti con gare su distanze diverse, attesi circa 2000 partecipanti. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. I temi solidali in primo piano nel nostro notiziario. Il guardaroba cittadino a Chiavari sta infatti per ritornare operativo. Dopo la chiusura estiva necessaria per permettere alcuni interventi di riqualificazione dei locali sotto il santuario di Sant'Antonio, questa mattina le volontarie si sono messe al lavoro per la sistemazione degli indumenti e di tutto il materiale che verrà poi messo a disposizione delle persone in difficoltà. Siamo andati a vedere. Gli scaffali vuoti da riempire, le pareti intonacate di fresco e tante scatole da svuotare e sistemarne il contenuto in modo ordinato. Ha ripreso così a Chiavari, nei locali sotto il santuario di Sant'Antonio da Padova, l'attività dei volontari del guardaroba cittadino. Il servizio, gestito dalla Caritas diocesana, riparte dopo alcuni mesi di stop, necessari per permettere l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, che hanno portato, tra le altre cose, con la sopraelevazione del pavimento di 50 cm, alla messa in sicurezza degli spazi prima soggetti ad allagamenti. L'acqua dal terreno entrava dentro i locali indipendentemente dall'esondazione, e questo messo a sicurezza tutto il materiale. Il lavoro da fare adesso è tanto per una riapertura programmata a fine mese, ma l'entusiasmo dei volontari non manca. Ci siamo viste oggi con alcune volontari per un primo incontro, ma c'è poi bisogno dell'aiuto di tutti, e se c'è qualcuno che è disponibile per offrire il proprio aiuto e venire a darci una mano, lo può fare, magari contattando la Caritas, in modo che ci sia poi la possibilità di mettersi in contatto con noi e con questo servizio adesso a porte chiuse per il pubblico, ma i volontari sono ben accetti. Tutte volontarie siete? Sì, tutte volontarie, dalle persone più anziane che già lo facevano una volta, a persone più giovani, e questo, vabbè, se mi è permesso, io potrei fare anche un appello, nel senso che alla fine siamo veramente solo tutte donne, chi più giovane, chi meno giovane, e dato che il nostro servizio è rivolto a tutta la popolazione, ecco, sarebbe secondo me importante che qualche persona, qualche uomo che magari anche desse la sua disponibilità anche soltanto a venire qua come presenza. Per noi è sia presenza, e ci darebbe un conforto, un aiuto, alle volte anche soltanto sedersi qua e leggere il giornale, che però noi magari abbiamo bisogno, di trasportare una cosa più pesante, oppure magari di calmare un pochino i toni, eccetera. A noi questo farebbe molto piacere. Nel giorno in cui si è fatta memoria di San Francesco d'Assisi, il Vescovo ha celebrato la messa nella chiesa dei Frati Cappuccini di Viale Tappani a Chiavari. Nella riflessione Monsignor Alberto Tanasini ha evidenziato diversi aspetti della vita del santo, in particolare si è soffermato sull'amore per il Cristo crocifisso. Il primo insegnamento del santo patrono d'Italia risiede nell'impronta che Francesco ha dato alla sua esistenza partendo dalla povertà, una formula fatta propria dalle famiglie francescane che interpretano questo stile di vita non tanto come una privazione quanto come un ponte che avvicina al cielo. Soprattutto la povertà è il distacco, principalmente non è il non avere, è il distacco dalle cose di questa terra, che ci fa sentire più vicino il Signore. La povertà nostra delle cose materiali ci deve spingere a essere più vicino a Dio. Dimenticando le cose umane, dobbiamo pensare un pochino di più al Padre Eterno, al Signore.
Nel giorno in cui si è fatta memoria del santo, il vescovo Alberto Tanasini ha presieduto la celebrazione dell'Eucaristia nella chiesa di Viale Tappani a Chiavari. Lo stile di Francesco è quello di vivere spinti dall'amore di Cristo. La sua vita è costellata da tanti esempi che indicano una sensibilità e apertura di cuore. Abbiamo bisogno dunque, se vogliamo davvero amare Cristo, avere un cuore aperto, un cuore buono, un cuore capace di commuoversi, soprattutto di commuoversi di fronte alle necessità, ma non solo materiali, anche spirituali dell'uomo di oggi. Monsignor Tanasini ha quindi dato una lettura introspettiva della vita del santo, basata non tanto sulle opere compiute quanto sul legame profondo d'amore con Cristo e Cristo crocifisso. Il guardare la persona che sa parlare con le creature e le rispetta e se ne prende cura, senza sapere e senza vedere Gesù crocifisso e l'amore per il Creatore alla base di tutto questo, vuol dire non comprendere chi è Francesco d'Assisi. Ricordiamo che domani al santuario di Sant'Antonio a Chiavari, come seguito alle festività in onore del Santo Patrono d'Italia, alle 21 ci sarà un concerto d'organo del maestro Luca Brigno. Le domeniche invece alle 12:30 si svolgerà la seconda edizione del pranzo francescano per raccogliere fondi da destinare ai lavori di restauro del santuario. In occasione delle celebrazioni per i 900 anni della dedicazione della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo, domani sera alle 21 ci sarà un concerto della Cappella Musicale del Duomo di Milano diretta da Don Claudio Burgio, organista Emanuele Carlo Vianelli. L'ingresso è libero e gratuito. La comunità parrocchiale di San Martino di Zoagli festeggia Nostra Signora del Rosario. Domani, giorno della vigilia, alle 15 si terrà la benedizione dei bambini e l'offerta dei fiori a Maria. Alle 18:30 la messa, alle 20 si potrà condividere la cena. Domenica, giorno della festa, alle 11 la messa solenne, alle 12 la supplica alla Madonna seguita dalla sparata del panegirico. Alle 16:30 il canto dei Vespri, la processione con l'Arca della Vergine e i Cristi gloriosi. A rientro l'adorazione e benedizione eucaristica. La Val d'Aveto punta a migliorare i suoi strumenti di promozione digitale per valorizzare le ricchezze del territorio in ottica turistica. Un percorso incentivato dal progetto europeo Smart Destination presentato proprio in uno dei gioielli del Parco dell'Aveto, l'abbazia di Borzone. Essere presenti in rete per implementare le presenze sul territorio. È il proposito di chi lavora in Val d'Aveto per accrescere le presenze turistiche nel proprio parco. Valorizzare i servizi online per far conoscere le bellezze del parco anche ai turisti e migliorando metaforicamente i collegamenti tra la costa, già meta turistica, e l'entroterra. Un luogo, aggiunge il presidente del parco Focacci, che andrebbe promosso a livello europeo e che è già dotato di strutture ricettive per accogliere flussi turistici consistenti. Noi abbiamo aperto negli ultimi anni 3 rifugi nuovi, ne abbiamo altri sul territorio, ne abbiamo 2, possiamo fare i nomi di tutti almeno, quello del Bocco che era già aperto, abbiamo quello del Penna aperto da poco, abbiamo quello del Malgazzanoni, abbiamo quello di Prato Mollo, abbiamo il piccolo rifugio di Ventarola. Le strutture ci sono, gli esercenti ci sono, rispondono, quindi più gente viene, più noi ne vogliamo, ecco. Non è un problema di spazio, è soltanto questione di possibilità. Tramite il web possiamo essere riconoscibili sul nostro territorio, perché possiamo andare dall'altra parte del mondo senza dover usare della carta, e poi però noi siamo presenti sul territorio come accoglienza, per cui saremo presenti per il turista che vuol venire da noi, che vuol vivere delle esperienze, che vuol vivere delle emozioni, perché noi abbiamo tanto da raccontare. Argomenti trattati durante la presentazione del progetto europeo Smart Destination, il cui scopo è proprio la valorizzazione locale attraverso mezzi digitali. La presentazione è avvenuta in uno dei siti più pregiati della vallata, l'abbazia di Borzone, che sarà destinataria di un contributo di 12.000 euro per restaurare il portone e sarà punto focale del rilancio della vallata. Dopo tanti e tanti anni di fatica, a volte anche non molto corrisposta, finalmente si cominciano a vedere dei frutti. E spero che l'abbazia faccia e svolga quel ruolo che le abbazie avevano nell'antichità, nel primo Medioevo, quando diventavano realmente dei punti di riferimento a livello religioso, anzitutto di proposta cristiana, ma anche a livello culturale e anche economico.
Con il mese di ottobre riprendono i corsi musicali ad indirizzo bandistico della Scuola di Musica della Filarmonica Cristoforo Colombo di Santa Margherita Ligure, rivolti a bambini a partire dalla quarta elementare. Il programma prevede sia la parte relativa alla teoria musicale e al solfeggio, sia l'impostazione allo studio dello strumento. In particolare sono attivi i corsi di ottoni, saxofono, clarinetto, flauto traverso e percussioni. La segreteria della Filarmonica è disponibile per informazioni ed iscrizioni ogni lunedì dalle 15 alle 17 nella sede della Filarmonica oppure telefonando al numero 347 073 2554. Inoltre per i più piccoli da quest'anno sarà attivato il Children Music Laboratory, un corso a cadenza settimanale con inizio il 17 ottobre tenuto da un'insegnante qualificata rivolto a bambini di età prescolare accompagnati da un genitore. Ha fatto tappa nella casa di riposo Torriglia di Chiavari l'iniziativa Adotta un nonno con una pigotta. Questa mattina gli alunni della quarta elementare dell'Istituto Maria Luigia hanno incontrato gli ospiti della struttura. Erano presenti anche le bamboline, simbolo dell'Unicef, realizzate proprio dagli anziani durante le attività di animazione. La gente che vedo mi ridà il saluto. Anche se la festa dei nonni è trascorsa da alcuni giorni, ci hanno pensato gli alunni della quarta elementare della scuola Maria Luigia di Chiavari a riempire di gioia e allegria il salone della casa di riposo Torriglia, dove ad attenderli c'erano decine di ospiti della struttura. In prima fila, insieme ai bimbi che hanno intonato alcuni canti, 4 pigotte. L'iniziativa delle pigotte quest'anno era di adottare un nonno tramite la pigotta. Ora qui i nonni sono tanti, le pigotte sono 4, allora diamo la possibilità a un bambino che venga salvato, così il nonno tramite questo nipotino si sentirà anche lui festeggiato. I bimbi hanno animato all'interno del Torriglia. Sì, ho visto che erano molto soddisfatti, già veramente quando sono venuto ho chiesto come l'hanno presa gli ospiti, dice sono tutti felici, sono in attesa di sentire i ragazzi. Protagoniste del momento di festa, quindi, le pigotte, bamboline di pezza, simbolo dell'Unicef, che sono state realizzate proprio dagli anziani ospiti della struttura per un progetto di assistenza che li ha visti impegnati in diverse attività di animazione. Noi da un anno stiamo tentando di alleggerire le cure antidepressive per dormire, tutta questa serie di farmaci che gli ospiti prendono attraverso delle cure non farmacologiche. Una sono state le pigotte che li hanno coinvolti e entusiasmati. Abbiamo adesso il nuovo arrivo che è Rocky, il cane interno alla struttura che di nuovo fa parte di questo progetto, e tante altre cose sono state fatte. Siamo usciti, siamo andati al mare quest'estate con colazioni al bar, per fare in modo, come dire, che la vita sia divertente anche in struttura. E l'entusiasmo è palpabile sia per le pigotte che per il cane che per tutte le iniziative. Stanno per partire i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio basso rischio promossi da Ascom Chiavari per i mesi di ottobre e novembre. Le iscrizioni si effettuano nella sede della delegazione in Corso Garibaldi 32 oppure telefonicamente o inviando una mail all'indirizzo chiavari@ascom.ge.it. Ora sfogliamo insieme a Marco Revello le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutte le altre notizie. Avvenire titola Mattarella sull'asilo si rispetti la carta, via libera al decreto sicurezza e Salvini esulta. Dopo una lunga trattativa sul testo il Presidente firma e scrive a Conte richiamando l'articolo 10 della Costituzione e il Premier lo rassicura. Migranti in mare, nave italiana delle ONG per vigilare. Gli eritrei bloccati nei campi etiopi, siamo già morti, reportage sul dramma dei profughi. E poi il ministro Tria, l'Unione Europea più crescita, reddito, truffe punite, fino a 6 anni di carcere promette Di Maio, il DEF alle Camere 7 miliardi per le pensioni. E dalla parte dell'opposizione il segretario PD Martina dice nel partito ora spazio ai più giovani, andrò alla marcia Perugia Assisi. All'interno del quotidiano Avvenire dal sinodo sui giovani, il sinodo dei vescovi in corso a Roma, è la gioia cristiana che deve affascinare. Intervista all'ausiliare di Genova Niccolò Anselmi che dice oggi c'è il rischio di una fede alleggerita. Appunto il vescovo genovese dice molti si sono allontanati dalla Chiesa, queste assise parlano anche agli adulti perché in gioco c'è il rinnovamento delle nostre comunità.
Veniamo al secolo XIX con Bucci commissario per la ricostruzione, meno di 18 mesi per il nuovo ponte, così dice il sindaco di Genova. Il premier dice il sindaco farà bene, Toti scelta condivisa, Autostrade è fuori dalla ricostruzione, Patuano le cause non colpiranno la città. E poi Seborga assediata dal fuoco, abitanti in fuga dal nostro territorio. Entel senza la B, perdita di 8 milioni di euro, ripescaggi decide il TAR. Portofino, dai fondali riemergono 3.000 bottiglie di champagne messe appunto ad invecchiare nei fondali di Portofino. E poi al ricovero Torriglia è scoppiata la pace, ieri riunione del direttivo senza spaccature, l'architetto Domenighini, new entry, c'è stato un confronto tra persone ragionevoli. Da Rapallo invece, senza depuratore togliete dalla bolletta la quota depurazione, il sindaco Carlo Bagnasco convoca Iren, stop ai pagamenti, decisione dopo l'ultima sentenza che assolve gli utenti. E anche a Sesti Levante rivolta per i pagamenti di un servizio assente e il comitato Acqua e Qua. Le ultime notizie dalla redazione, oggi per noi Giacomo Rizzi. Grazie Cristina. 3 aggiornamenti di cronaca che arrivano dai Carabinieri. Il primo a Santa Margherita, Ligure, dove sono state denunciate 6 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le denunce sono arrivate dopo dei controlli dei Carabinieri nei pressi di locali notturni, proprio volti a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze. Sono stati denunciati 3 diciassettenni, trovati rispettivamente in possesso di 6, 10 e 5 grammi di marijuana o hashish, 2 diciannovenni con complessivamente 11 grammi di hashish e un 28enne con 6 grammi di hashish. Invece, a Moneglia, i Carabinieri, a conclusione di un'indagine, hanno denunciato un 31enne residente a Vicenza, il quale si era fatto caricare 600 euro su carta PostePay come caparra per l'acquisto di una vettura, senza però poi consegnare il mezzo alla vittima. Infine, i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato per ricettazione un 61enne genovese, che aveva già precedenti di polizia e che è stato fermato a bordo di un motociclo, il quale è stato poi scoperto che era un motociclo che era stato rubato precedentemente nell'aprile 2018. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, parliamo ora di sport. Sestri Levante si prepara all'Andersen Run, la 2 giorni dedicata ai podisti che si svolgerà sabato e domenica, gare su distanze diverse per consentire a tutti di partecipare ad un evento di rilevanza sportiva e turistica. Sentiamo. Quinta edizione dell'Andersen Run di Sestri Levante, la manifestazione podistica organizzata dall'Atletica Entella Running. L'evento ha come base operativa il Parco Mandela e si sviluppa in 2 giorni, il 6 e il 7 ottobre, con diverse proposte per permettere anche ai meno sportivi di partecipare. Sabato 6 si terrà l'Andersen Trail, 22 km per i sentieri intorno a Sestri, e il Trail corto, che ha caratteristiche simili ma è lungo 8 km. Domenica 7 spazio alle gare su strada, la mezza tra le baie di 21 km, la 7 miglia da Favola di circa 11 km e la Family Run di 5 km. Tutte e 3 per le strade di Sestri e con un suggestivo passaggio in Baia del Silenzio. Tante proposte per includere il maggior numero di persone possibili in una manifestazione che non è solo corsa. Quest'anno abbiamo fatto una scelta sulla beneficenza, è ricaduta per ovvi motivi purtroppo su una ferita aperta di Genova che è il Ponte Morandi, e per cui faremo nel giorno del sabato e anche della domenica allestiremo un gazebo con una vendita promozionale delle nostre magliette, appunto il cui incasso andrà a offerta libera per gli sfollati / le vittime del Ponte Morandi. La seconda cosa che faremo è una cena di beneficenza a favore del Mato Grosso. Attesi quest'anno circa 2000 partecipanti, un evento che diventa strumento di promozione turistica, coinvolgendo le diverse realtà cittadine. È una manifestazione che arriva già fuori dalla stagione estiva, quindi è un motivo in più per prolungare anche la stagione per tante attività commerciali. C'è un aspetto ambientale perché ovviamente questa manifestazione gestita da Entella Running porta anche una collaborazione con altre associazioni come ad esempio quella Sentieri Levante che faranno interventi di polizia su tutto il percorso e si crea una sinergia che a me piace moltissimo.
E concludiamo con una notizia sul calcio a 5 che troviamo pubblicata anche sul nostro sito teleradiopace.com. È il momento del debutto in Serie A2 per la Futsal Genova. Mai una squadra ligure nella storia dei campionati nazionali di calcio a 5 era arrivata così in alto. Domani, sabato 6 ottobre, al Paladiamante di Bolzaneto alle 15:30 la prima gara contro il Mantova. Come in occasione della partita di Coppa Italia, i giocatori della Futsal Genova scenderanno in campo con la maglietta benefica di Quelli del Ponte Morandi. Sono le t-shirt firmate dai giovani della zona rossa, i ragazzi rimasti senza casa per il crollo del Ponte Morandi. Stiamo vedendo la foto della formazione. E con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera 19:15, 20:30, 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.